Sono le 9 di sera di mercoledì quando un vicino di casa sente le urla di una donna arrivare dal piano di sopra. Chiama la polizia, le volanti arrivano in pochi minuti e in cortile trovano una ragazzina di 15 anni sconvolta. È scappata di casa perché il padre, tornato ubriaco, ha appena aggredito sua madre. Si tratta del secondo episodio nel giro appunto di 2 giorni, dove anche qui giunge una segnalazione alla sala operativa da parte di una ragazzina quindicenne che aveva appunto segnalato e detto una situazione grave, un codice rosso di aggressione nei confronti in danno della mamma da parte del padre. Gli agenti salgono, la donna ha il volto contuso, segni evidenti dei colpi ricevuti. L'uomo, un rumeno 52enne, viene portato in questura. Agli agenti la figlia racconta tutto, il diverbio, i 2 schiaffi al volto della madre, la paura, la fuga. E non è un episodio isolato. Dalle testimonianze raccolte emerge un clima fatto di litigi continui, gelosie, discussioni per soldi, pretese non soddisfatte e ogni volta che l'uomo beve la violenza si ripete. La donna viene accompagnata al pronto soccorso dove sporge denuncia, racconta di essere maltrattata da circa 4 anni con aggressioni fino a 4 o 5 volte alla settimana, schiaffi, insulti, minacce, umiliazioni. Più volte aveva rinunciato a denunciare sperando che le cose cambiassero. I medici le diagnosticano contusioni al volto guaribili in 5 giorni. Gli agenti trovano anche foto di un'aggressione precedente di qualche settimana prima. Per il 52enne scatta l'arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia. Ora è a disposizione della Procura di Padova per il processo per direttissima. La moglie e la figlia intanto hanno trovato rifugio a casa di parenti. Anche in questa storia conferma da oltre 4 anni la vittima subiva e però cercava sempre, diciamo, forse gli do un'altra chance, magari è l'ultima volta, però ecco il consiglio che diamo e che vediamo che comunque poi ai primi segnali della violenza, che la violenza molte volte inizia con una violenza più subdola di tipo psicologica, economica, ecco a questi primi segnali uscire subito allo scoperto e praticamente segnalare, denunciare.